Come funziona e cosa ci dice il contapassi che possedeva anche Liliana? Il contapassi è un'app che fa parte del gruppo Salute e che è tipicamente preinstallata nell'iPhone, e Liliana aveva un iPhone. Quella mattina lei si sveglia e già ha un tot di passi. Vi faccio l'esempio del mio telefono: stamattina mi sono svegliato, è il tempo di sbrigare 4 cose in casa, il contapassi mi indicava 19 passi. A questo punto sono uscito di casa e ho raggiunto l'auto posteggiata in strada facendo circa 100 metri. Il contapassi ha verificato la situazione. Il contapassi, in poche parole, non si aggiorna subito con i passi che fate, perché prima vuole appunto analizzare se questi passi sono stati fatti a piedi o in modo diverso. In questo caso, come vedete, lui rileva subito quando io salgo in auto. Questo può avvenire sostanzialmente in due modi: o perché si connette tramite il Bluetooth al CarPlay, o perché rileva una velocità di percorrenza così elevata da stabilire chiaramente che non si sta camminando a piedi. Ovviamente, se voi state transitando a 100 km/h, difficilmente sarete sulle vostre gambe, allora il contapassi capisce che state utilizzando un mezzo e che quindi non deve sommare la distanza fatta con i passi precedenti. Come vedete, il contapassi ha aggiornato i passi precedenti ed è salito a 179, quindi sommando quelli fatti per raggiungere l'auto nel posteggio. Una volta raggiunta l'auto ho percorso dei chilometri, quindi in auto. Adesso leggete alle 7:36 di mattina quanti chilometri aveva la mia auto. E adesso potrete notare come alle 8:24 i chilometri erano 45 in più. Il contapassi non si è spostato di un passo, nel senso che tutta la percorrenza fatta in auto è stata ignorata dal contapassi. Poche parole significa che Liliana quella mattina si è sicuramente mossa in casa o è scesa dal pianerottolo fino alla stradina che è proprio davanti al suo portone in via Verrocchio. Se a quel punto è salita in auto, il contapassi ha normalmente smesso di registrare i suoi spostamenti. Poiché tra l'altro il parco si trova sotto la stessa cella telefonica della via in cui lei abita, non ci sarebbe chiaramente registrazione di spostamento del telefono, per cui serviranno altri approfondimenti per capire che cosa realmente sia accaduto quella mattina. Di certo quindi il contapassi non è la certezza matematica che lei non sia mai uscita di casa la mattina del 14 dicembre. Questo ovviamente in alternativa all'ipotesi che qualcuno invece sia in casa e sposti il telefono mentre Liliana è già fuori.